Euroregione.news. Dal 2 al 6 ottobre torna per la sua 72esima edizione con il restyling del marchio Casa Moderna in abbinata con la vetrina Saperi e Sapori. Con main sponsor Citibank, il palinsesto dei contenuti è stato presentato nella sala giunta di Udine della Camera di Commercio. Esporranno 150 aziende del Friuli Venezia Giulia, ma anche da altre regioni e dalla Slovenia. Saperi e Sapori, con 35 rappresentanti del mondo artigiano ed enogastronomico, mettono in mostra le eccellenze artigianali ed enogastronomiche locali. Sono 20.000 le aziende regionali legate al mondo dell'abitare, ha ricordato il presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo, e questa fiera è ancora veicolo di gusto, creatività e cultura d'impresa. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il vice sindaco di Udine Alessandro Benanzi, comune patrocinatore storico della fiera. Anche il presidente di Udine Esposizione Antonio Di Piazza ha parlato di Casa Moderna come di un evento fieristico ancora capace di dare riscontri positivi agli espositori e ai visitatori, nonostante le mutazioni del contesto in cui le fiere si trovano ad operare, con una società ed aziende sempre più calamitate verso il B2 Digital. Perché il digitale ci sta, un po' condizionando, però è anche vero che se noi pensiamo al valore delle relazioni umane, in quanto tali, in quanto tradizionali, anche le fiere possono resistere sotto quell'aspetto lì. Bisogna lavorare, bisogna lottare per questo. In questo periodo, lei dice bene, le relazioni sono venute a scemare. Ormai tra i giovani, ovunque, chiunque, basta anche nella nostra conferenza stampa, abbiamo visto, ci sono dei messaggi continui, dei rapporti che ormai non si mantengono con relazioni dirette, ma si mantengono con relazioni virtuali, così come gli acquisti sono acquisti virtuali. Infatti non c'è più il B2C nel B2B, ma c'è il B2 Digital, cioè uno prima di comprare guarda e se può compra direttamente tramite internet. Questo è uno dei grossi limiti per le fiere, e sicuramente le fiere, se vengono concepite come Casa Moderna, ma come un po' tutte le fiere dove si possono trovare e toccare con mano dei prodotti, forse questo potrà permettere anche una miglior socializzazione tra chi verrà a visitare e chi si trova ad esporre i propri beni, le proprie unicità. Presidente, possiamo inquadrare in questa riflessione anche l'abbinamento, che tra l'altro ha avuto un certo successo, no? Tra Casa Moderna e Saperi e Sapori? Assolutamente, io ringrazio la Regione, ringrazio Sergio Emidio Bini, l'assessore, nonché Tilati, nonché il Presidente della Camera di Commercio, che l'anno scorso hanno voluto realizzare questa unione tra Saperi e Sapori e Casa Moderna. Saperi e Sapori è sicuramente una grande vetrina delle nostre eccellenze del Friuli Venezia Giulia, enogastronomiche e soprattutto di artigianato. Troveremo dell'artigianato anche nel padiglione numero 6 con delle piccole realtà che realizzano mobili su misura, quindi sicuramente questa sinergia, che è al secondo anno, forse il primo reale, di Saperi e Sapori, credo che potrà portare i suoi frutti come l'anno scorso ha fatto. Di Piazza ha poi anticipato che nel riassetto di Udine Esposizioni, diventato polo multifunzionale e non solo fieristico, continuano le trasformazioni. Anticipata in conferenza la scelta di demolire l'edificio delle ex aste bovine, rimasto inutilizzato dagli anni 90. Artigianato e agroalimentare hanno lavorato a fianco per fare sistema con Saperi e Sapori, ottenendo dall'accostamento con Casa Moderna una formula vincente, ha detto l'assessore regionale Sergio Emidio Bini, che ha approfittato della conferenza stampa anche per lanciare spunti e idee, convinto che anche per il Friuli, dopo le performance triestine, ci sia la necessità di infrastrutture capaci di produrre economia, con convegnistica ed eventi. Sì, insomma, noi abbiamo l'obbligo di, proporre idee, portare avanti dei progetti, oltre a mettere delle risorse che accompagnino la crescita del nostro mondo economico, del quale fa parte a tutto titolo anche il mondo delle fiere. Si ravvisa la necessità, per quanto riguarda questo territorio, di un centro congressi, si ravvisa la necessità di tutelare anche quelle che sono le peculiarità produttive, soprattutto legate al mondo dell'artigianato, o per esempio il mondo delle scarpezze, il mondo dei coltellinai. Insomma, c'è un universo mondo che va tutelato al fine di permettere di tramandare queste storie anche per le future generazioni. Quindi ho buttato lì, in questa conferenza stampa, degli stimoli che, insomma, mi auguro vengano raccolti
coinvolti, visto che al tavolo c'erano associazioni di categoria, oltre al presidente della fiera, col quale abbiamo sempre dialogato e abbiamo sempre cercato di mettere in campo misure puntuali e precise. Dai mosaici alla coltelleria, dalla moda all'arredamento, il Friuli è attrattivo anche per questo, ha sottolineato il presidente di Confartigianato Udine Graziano Tilatti nel ricordare la scommessa fatta nel sostenere Casa Moderna e la vetrina Saperi e Sapori con la partecipazione di diverse aziende, alle quali si è unita anche una rappresentanza di aziende artigiane della CNA FVG, il cui presidente Maurizio Meletti ha ricordato il grande impegno, spesso invisibile, che permette poi di stupire i visitatori con il talento degli artigiani. A Casa Moderna torna anche lo sportello energetico dello sponsor Amga Energia e Servizi del gruppo ERA, con consulenze personalizzate, ha spiegato Teira Tonetto, responsabile marketing territoriale di Est Energy gruppo ERA, non solo per luce e gas, ma anche con soluzioni per la decarbonizzazione e il risparmio energetico. A Casa Moderna tornano anche le consulenze di architetto in fiera e quelle dei giardinieri di Confartigianato, anche la filiera del legno avrà il suo esperto e non mancheranno arte, mostre, laboratori creativi, gare di arte muraria e corsi di fotografia per interni nello spazio Mostra il paesaggio nell'arte dell'artista Beppe Tosolini. La parte degli incontri conta un convegno della Regione Friuli Venezia Giulia su costruire rispettando l'ambiente e ancora incontri sull'impianto elettrico connesso e cybersicurezza e sui servizi telematici e le agevolazioni fiscali. L'inaugurazione di Casa Moderna è fissata alle ore 16:30 del 2 ottobre per il pubblico, ingresso unico a €5.